Bentrovati, oggi abbiamo intitolato questo spazio di approfondimento con il titolo La chiamata epocale di Papa Leone. Lo dedichiamo alla visita storica del Pontefice a Lampedusa, visita che vi abbiamo documentato in diretta con collegamenti, ma proprio una lunga diretta su Telecolor giorno 4 luglio. Ma oggi è il momento ancora di riflettere su quelli che sono stati i moniti di Papa Leone. Lo faremo assieme al direttore Michele Cucuzza. Buon pomeriggio. E lo faremo con Monsignor Antonino Raspanti, presidente della Conferenza Episcopale Siciliana. Grazie Eccellenza per essere qui con noi. Noi ci siamo visti a Lampedusa, lei era al campo sportivo dove è stato allestito l'altare, una sorta di tempio a cielo aperto dove Papa Leone ha celebrato la sua messa. È stata una visita lampo, così la possiamo definire, ma certamente molto significativa per i luoghi che ha visitato, il cimitero, la Porta d'Europa, il Molo Favarolo che poi è stato intitolato a Papa Francesco, ma soprattutto per i segni e le parole che il Pontefice ha pronunciato. Lui stesso ha detto: sono qui, ma a parlare sono non solo le parole, ma anche significativi sono i gesti. Vorrei un suo commento su questa storica visita. Sì, concordo con quello che lei sta dicendo, perché circa l'intensità, il valore simbolico, proprio perché lì in quel luogo abbiamo visto immagini, ci sono vissuti, ci sono storie che ci arrivano veramente, come si dice, in corpore vili, cioè nella carne viva delle persone che hanno pagato o che hanno fatto sacrifici immensi, alcuni dei quali poi conosciamo o comunque comprendiamo avere veramente dato una svolta alla propria vita, altri invece che sono purtroppo finiti in mare e non ce l'hanno fatta. Quindi situazioni che toccano il cuore dell'esistenza, le sfide più grandi dell'esistenza umana, il valore stesso del vivere su questa terra, della fraternità, dell'accogliersi, del guardarsi, collegato a paure, pregiudizi di essere diversi. C'erano coinvolte troppe situazioni così intense, così drammatiche, che ci coinvolgono, e poi dall'altra parte il Papa, quello che rappresenta Gesù Cristo, insomma la Messa, dal punto di vista religioso questa forza di quest'uomo e di quello che ha fatto, tutto questo si è incontrato creando per 3 ore, forse poco più, proprio un acme di emozioni, ma anche di significati, ma anche di riflessioni, io direi. Mi fermerei subito qui come prima botta. Sì, perché lui ha detto siamo qui perché il mondo sia più giusto, più umano, ha fatto un forte richiamo alla responsabilità di tutti. E poi Michele, da commentare anche il giorno che ha scelto, che non è stato casuale, quello del 4 luglio, il giorno un Papa americano. 250 anni di indipendenza del suo paese, aveva proprio un significato preciso. Dall'altra parte del mondo si inneggiava alla forza, al potere, mentre il Papa ha proposto con altrettanta efficacia e forse maggiore finalmente una visione nuova, perché noi siamo stanchi di non avere più visioni. Parliamo appunto soltanto di potenza, di denaro e di vendetta dall'altra parte, perché se pensiamo all'Iran nelle stesse ore avveniva questo. E invece il Papa, certo che è un leader spirituale, non è un leader politico, però ci propone finalmente qualcosa di nuovo, un rinnovamento, la costruzione di un'umanità nuova. E secondo me queste non sono soltanto le parole di un pellegrino, di un uomo giusto e di un uomo di chiesa, hanno la forza di un progetto. La forza di un progetto, dice bene Michele Cucuzza. La forza di un progetto si evince anche dall'enciclica ultima di Papa Leone, Magnificat Humanitas, dove si pone il problema dell'intelligenza artificiale, di un mondo che cambia, ma come cambia? L'uomo rischia di perdere la sua umanità, rischia di perdere la concezione stessa di essere una creatura di Dio, di avere un'anima. Tutti i pontefici con le proprie encicliche leggono i segni dei tempi e indicano una rotta.
Sì, concordo con lei, quello che state dicendo, e anche col direttore Cucuzza, perché c'è proprio una visione che nell'enciclica emerge chiaramente, e la visita a Lampedusa è stato un altro tassello di questa grande idea, di questa grande visione che ci sta proponendo, che lui riassume, io lo richiamo, riassume nelle due immagini di Babele e di Neemia, che ricostruisce in un certo modo la città di Gerusalemme dopo la distruzione babilonese. Purtroppo Babele, come lei stava accennando, significa con la nostra forza, con la nostra intelligenza riusciremo a diventare così onnipotenti, a superare ogni limite da raggiungere il massimo della gloria, della potenza, anche della soddisfazione, dell'appagamento, tutto quello che vogliamo. Però col risultato di scartare, di schiavizzare, di sottomettere, di non avere... La lingua unica significa un potere uniforme che tutti vuole uniformare e che non rispetta la dignità di ciascuno e la differenza. E dall'altra parte Neemia invece quest'uomo che chiede al re di Persia di tornare a Gerusalemme con un gruppo di persone e piano piano ricostruire. Allora Neemia ricostruisce chiedendo a ognuno, all'artigiano, al fabbro, alla singola famiglia, al singolo uomo, chiede a ciascuno di impegnarsi, chiede a ciascuno di assumersi la propria responsabilità e di fare la propria piccola parte per ricostruire dalle macerie la città distrutta, il tempio distrutto che è Gerusalemme. Dunque lui la piglia ovviamente come metafora di un mondo di oggi dove ci sono non solo in alcuni leader mondiali che quasi impersonano questo modello autocratico, ma ci sono società, persone, classi intere che ritengono probabilmente di non avere limiti, e anche tramite la transizione digitale e l'intelligenza artificiale di poter raggiungere l'immortalità, di poter raggiungere il dominio pieno, di poter raggiungere la felicità, superare morte, malattia, insomma restrizioni, non accorgendosi invece che si creano danni in gravi disparità e ingiustizie economiche soprattutto. Ci sono miliardi di persone che vengono sottomesse, che vivono l'ingiustizia, e questo è principio delle disuguaglianze, dunque principio di guerre di fatto, principio di violenza e non di fraternità. Per cui il Papa da una parte dice attenzione, perché se noi ci lasciamo andare a questo tipo di visione rivivremo guerre e tragedie che sono state vissute nel Novecento e così indietro nel tempo. Dall'altra parte invece, ponendo determinati valori che sono la traduzione in questo tempo dell'unico Vangelo, la dottrina sociale della Chiesa, cioè il rispetto per esempio il bene comune, per esempio la giustizia, per esempio la fraternità e così via, lui dice questo significa che ognuno di noi può essere valorizzato in quello che sa fare, essere promosso in quello che sa fare, ma deve farlo sempre nel rispetto, per esempio, di un grande principio che è il bene comune, che è l'unico che va al di là delle oligarchie, degli interessi di singole lobby, e invece veramente alla fine reca vantaggio davvero a tutti. È un modello. Naturalmente lui richiama non solo poi per esempio i diritti dell'uomo come altro grande principio che parte dell'umanità ha raggiunto, ma richiama, a mio modo di vedere, richiama soprattutto l'Europa quale luogo che ha una tradizione, che ha alle spalle una grande cultura e che rischia, se non ce la assumiamo questa responsabilità, rischiamo di tradire il nostro passato e soprattutto di tradire quei valori che i nostri padri sono riusciti a pensare e a cercare di mettere in atto anche con la democrazia, per esempio, e con i principi della libertà. E invece se non ci assumiamo questa responsabilità, diciamola in breve, siamo nei guai, ecco. Esatto, abbiamo commentato anche quella frase famosissima di Papa Leone che dice: i morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate. Chi sceglie di non decidere, chi si gira dall'altra parte per calcolo o per vigliaccheria è complice di questo dramma. E qui c'è l'appello, come diceva Monsignor Raspanti un momento fa, all'Europa, a chi tocca soprattutto. Tocca all'Europa che non fa nulla sostanzialmente, questo è il problema.
Noi come giornalisti raccontiamo da anni ormai questo stillicidio di morti, alcune volte stragi autentiche, bambini, neonati, donne incinte, e Lampedusa epicentro involontario di questo dramma. E invece occorrerebbe ciò che dice un uomo santo come il Papa, che dice un piano organizzato basato sul primo soccorso, l'accoglienza, l'integrazione, lo sviluppo. Cioè perché l'Europa non riesce a organizzare qualcosa? È giusto, è inevitabile che in questo momento sia concentrata più sulla questione della difesa, vista la situazione internazionale. Però anche i fondi che si possono spendere in questa direzione, si devono spendere. L'appello del Papa è un appello assolutamente ineludibile. Ineludibile, ma dobbiamo anche dire che Papa Leone non dice di accogliere così, cioè ha puntato il dito anche su quelli che sono i trafficanti di morti, li ha chiamati mostri al suo viaggio nelle Canarie e poi si è posto anche il problema di chi sfrutta questa situazione, di chi lucra sopra il dramma della migrazione, stiamo parlando anche dei loro paesi di origine, e poi si è posto anche il problema di perché queste persone fuggono. Anche lì c'è una responsabilità. Siamo certi che il mondo occidentale non ha alcuna colpa sul fatto che le persone debbano fuggire da guerre, da miserie, da situazioni drammatiche. Nessuno lascia il proprio paese così per il piacere di lasciarlo, c'è sempre una causa e questa causa spesso è da, come dire, da collegare anche a scelte di multinazionali, di politiche, quelle che il Papa nella Magnificat Humanitas chiama strutture economiche che sono alla base non più manco i politici più, no? Sono le strutture economiche che pilotano anche la politica. È una critica a un sistema che ormai sembra l'unico possibile e invece finalmente c'è qualcuno che dice no, non è questo l'unico possibile. Cioè, la strada è sbagliata, cambiamo strada. La strada è sbagliata, finalmente qualcuno lo dice, non dice dobbiamo prendere più potere, dobbiamo avere più soldi, dobbiamo vendicarci, no, finalmente uno che ti dà una visione. Una visione, esatto. Allora, adesso andiamo brevemente in pubblicità. Vi ricordo il nostro numero di telefono nel caso voleste mandare una vostra considerazione, una riflessione, una domanda. È il 342 7455 005. Con un messaggio potete intervenire in diretta nella nostra trasmissione. Ci vediamo qui tra pochissimo. Eccoci, stiamo riflettendo e commentando la storica visita di Papa Leone a Lampedusa. Abbiamo intitolato questo nostro focus La chiamata epocale di Papa Leone, che, come dicevamo anche qui in studio, ha tracciato una via, ci sta dando una visione diversa del mondo. Si può cambiare, si può avere un atteggiamento diverso nei confronti dell'altro. Ci ha invitato a non avere paura dell'altro, a non lasciarsi contaminare da pregiudizi. E poi si è rivolto anche ai volontari, anche a chi non ha fede, ha detto, ma se si lavora insieme, se il motore è l'amore, ecco che si costruisce una società migliore. Eccellenza, Monsignor Raspanti, dicevamo che il Papa indica a tutti, non solo perché ha detto, certo, il fenomeno migratorio, voi potreste dire, ma noi singole persone cosa possiamo fare? Il Papa si rivolge in realtà a tutti, ai governanti, ai politici, ai trafficanti di morte e quindi anche ai singoli, ai volontari, alla gente comune che può anche nel suo piccolo trasformare la società. Sì, esatto, come poc'anzi io accennavo richiamando la Magnificat Humanitas, quando lui parla appunto di questo modello che è Neemia e dice ciascuno, anche piccolo, fa una propria parte. Questo è cruciale per la costruzione del tutto in unità. Come lei ha ben ricordato, anche a Lampedusa ha detto qui, perché il Vangelo era il buon samaritano, allora lui, attualizzando il Vangelo, disse la strada che scendeva da Gerusalemme a Gerico. Allora lui disse Lampedusa si trova
lungo questa strada terribile di trafficanti dove un malcapitato, quello della parabola, e qui i migranti, purtroppo vengono picchiati, denudati, lasciati mezzi morti, e passano alcuni, chi si gira dall'altra parte, chi invece, addirittura cambiando programma, e la parabola del buon samaritano dice così, si ferma e si prende cura. Allora, come questi gesti che hanno fatto i lampedusani e tutti quelli volontari che Croce Rossa, Forze dell'Ordine e altri che lavorano lì a Lampedusa ormai da decenni, come questi segni di testimonianza possono addirittura essere utili non soltanto per il valore che hanno lì, in quel momento, con quelle persone che vengono curate, sulle cui ferite questi uomini di buona volontà e donne di buona volontà, chiamano così, si chinano per curare. Ma oltre questo, il loro seme, che è un esempio testimoniale, il loro seme si può irradiare in tutto il mondo, diventando un vero esempio, un vero modello, ma io direi in modo particolare sull'Europa, come richiamava il direttore, il dottor Cucuzza. Cioè si può davvero diramare in Europa, fecondare questa Europa un po' stanca, un po' pasticciona, litigiosa e così via, e può fecondarla e ridare entusiasmo, ridare visione, ridare passione, perché la via non è soltanto quello di produrre più armi, tentare di sviluppare o non sviluppare, essere all'avanguardia, ma la via è davvero quello del valorizzare la singolarità della persona in un concerto di unità che ce lo dà il concorrere tutti verso il bene comune, cercando di vivere secondo i diritti, secondo una società organizzata e che concorre davvero verso il rispetto di tutti e i diritti che sono garantiti per il maggior numero di persone. Ovviamente nulla è perfetto sulla terra, ma noi dobbiamo tendere. Eccellenza, volevo adesso sottoporre a lei e anche al direttore due contributi. Uno è un artigiano che ho incontrato proprio a Lampedusa nei giorni della visita del Papa e si chiama Francesco Tuccio. Bene, lui con il legno delle barche dei migranti, la sua primissima opera è stata quella di costruire delle croci, perché molti migranti venivano seppelliti senza un nome, perché purtroppo molti di loro non si conosce nemmeno il nome. E allora ha messo delle croci che lui ci ha raccontato che regala anche ai migranti, molti dei quali sono dei musulmani, però mi diceva loro capiscono il gesto e lo accettano, malgrado la croce non sia chiaramente un simbolo della loro religione. Prego la regia di di inviare questo servizio dell'artigiano Francesco Tuccio. Il faro è un punto anche di incontro, è sempre servito a indicare all'imbarcazione un porto sicuro e questa è l'idea, la volontà di essere luce per tutti. Lei ha realizzato anche altri oggetti in occasione della visita di Papa Francesco. Sì, allora ho realizzato tutti i vasi liturgici per la messa che comprendono il pastorale, il lambone e la cosa anche molto più importante era il calice, perché veniva straplato di una barca di un salvataggio molto importante. Ecco, c'è da dire che Francesco Tuccio realizza le sue opere con il legno delle imbarcazioni dei migranti e la sua primissima opera sono state proprio le croci che si possono vedere nel cimitero di Lampedusa, dove sono sepolti tantissimi migranti, alcuni anche senza nome. Come le è venuta questa idea? Questa idea è venuta assieme ad altri amici perché vedevamo questo posto abbandonato, senza un'identità effettivamente, ma noi questa identità l'abbiamo data attraverso soltanto di queste croci, delle barche dei migranti, perché sapevamo che erano delle persone che avevano recuperato a mare, però non c'era il giorno, il nome, la data, non c'era nulla, e allora abbiamo posto questo segno con le croci realizzate con legno dei barconi.
E l'idea era proprio darci dignità a queste persone, insomma. Qua sono tanti musulmani, però io mi sono molte volte anche confrontato con i musulmani e loro l'accettano benissimo anche questo, perché per noi la croce è un segno di salvezza, per cui spiegandolo loro l'hanno, cioè, diciamo che poi è stato anche accettato da parte loro questo. Lo comprendono, sì. Ecco, il faro in legno che è stato realizzato era proprio quello che poi è stato donato a Papa Leone in occasione della sua visita a Lampedusa. È stato proprio un gesto di accoglienza il faro. Ma c'è stata un'altra donazione ed è quella di un murales che adesso si trova a Lampedusa. In occasione degli 800 anni i francescani stanno festeggiando questa importante data legata a San Francesco. Hanno realizzato un murales, lo hanno chiamato Francesco degli Abissi. Ci spiega bene Carmelo Vitello, che è ministro dell'Office di Sicilia, il significato e perché Francesco degli Abissi. Sentiamo. La famiglia francescana dona a Lampedusa un murales, si chiama Francesco degli Abissi. Perché questo nome? Cosa vuol significare per voi? È un dono pensato in questo ottavo centenario, in cui celebriamo l'ottavo centenario della morte di Francesco, e volevamo donare appunto Francesco degli Abissi. Francesco, quest'opera preparata da Igor Scalissi Palminteri, vuole rappresentare un Francesco che ancora oggi, se tornasse, starebbe a vivere negli abissi, nelle ferite della storia. E la pensavamo opportuna a Lampedusa, perché appunto riteniamo che Lampedusa è un'isola accogliente, ma un'isola che vive tante ferite, tante fatiche, possa avere bisogno di questo segno. Ecco, un Francesco che si cala ancora una volta nella storia, che insieme agli isolani, ai pescatori, a quanti rappresentano la loro generosità nel salvare vite, appunto si fanno prossimi e scendono negli abissi di questo mare, che spesso diventa un mare di dolore e di morte. Ecco, nell'occasione della venuta di Papa Leone riteniamo ancora più urgente rilanciare con lui questo messaggio. Lo diceva Papa Francesco, lo dice oggi Papa Leone: non possiamo cadere nella globalizzazione dell'indifferenza. San Francesco oggi ci richiamerebbe ad essere ancora nuovamente fratelli e sorelle. Ecco, Eccellenza, non possiamo cadere nella globalizzazione dell'indifferenza. Sono parole di Papa Francesco pronunciate nella sua visita 13 anni fa a Lampedusa. Anche questo un fortissimo richiamo. Sì, proprio ci colpì molto, perché non solo fece quella visita, ma disse quelle parole fortissime sul molo, sul mare. Chi piange tutte queste vittime, quali mamme, quali papà stanno piangendo tutta questa tragedia che sta succedendo. Appunto da qui l'indifferenza, che in parte è stata quasi identicamente, sebbene con parole leggermente diverse, riprese da Papa Leone, come dicevo prima, commentando la parabola del buon samaritano e di uno di quei che passa di là, le vita sacerdote passano, si girano dall'altra parte o saltano quest'uomo che è rimasto lì percosso a terra, perché devono andare avanti per la loro strada. Anche questa è una totale indifferenza. Girarsi, lei l'ha citato la frase, scelte non fatte, perché ci si gira dall'altra parte, perché non ci fa piacere, perché non mi riguarda. E non è proprio assolutamente così, è esattamente l'indifferenza. Quindi è dall'altra parte, per questo il richiamo alla umanità, l'umanità. Se non c'è un cuore, lì Francesco, Papa Leone l'ha ripetuto più volte, si fa col cuore questa assistenza, ricca, meno ricca, aperta, meno aperta, perfetta, meno perfetta, ma la si fa soltanto col cuore, cioè con l'amore, che è l'unica forza che ci riconduce alla riconoscere la dignità dell'altro. E il punto cruciale è, riconoscendo la dignità dell'altro, mezzo morto chiunque esso sia, di fatto riconosci la tua stessa dignità, perché è il percosso, è l'uomo buttato per terra, è l'uomo che tu hai salvato perché gli hai teso la mano, è lui che ridà dignità pure a te che lo hai fatto. Insomma, la dignità è un fatto di reciprocità, è una relazione reciproca. Se io disprezzo quella del mio fratello,
ho di fatto distrutto la mia stessa dignità, quasi senza essermene accorto. Come lei diceva prima, che lui disse alle Canarie, diventiamo dei mostri, diventiamo totalmente dei mostri. Grazie eccellenza, siamo alle battute finali. Michele, noi come giornalisti davanti alle storture del mondo come possiamo comportarci? Dobbiamo continuare a occuparsene con i nostri limiti e con i nostri mezzi, evitando certe furberie, se posso permettermi, che ho sentito a commento della visita del Papa. Ma il Papa ha criticato i sistemi economici che creano l'emigrazione. Quindi, come dire, occupiamoci di quelli e non occupiamoci più dei migranti che magari finiscono per morire in quella maniera terribile, come abbiamo visto, mentre cercano di approdare a Lampedusa. No, questo non è inammissibile. Ciascuno di noi è chiamato a una responsabilità e come giornalisti a raccontare i fatti, siamo gli storici del momento, diceva qualcuno, ma farlo sempre con onestà intellettuale, senza nascondere, come dire, quello che si vede e a volte neanche edulcorarlo troppo, anzi è meglio far vedere esattamente quello che sta accadendo. Grazie Michele Cucuzza. Eccellenza, un'ultima frase, vogliamo lasciare i nostri telespettatori con una sua ultimissimo saluto, una considerazione? L'abbraccio, la cosa più bella che ho vissuto a Lampedusa in quel giorno è stato proprio questo scoglio che si erge nel pieno del Mediterraneo. Da una parte ci siamo sentiti tutti i presenti abbracciati dal successore di Pietro, dal vicario di Cristo in terra, e noi lo abbiamo abbracciato, la gente era entusiasta, la gente palpitava, credenti e non credenti, c'era di tutto appunto, e questo per me dà forza, dà passione, dà vigore, rilancia veramente la voglia di costruire insieme l'umanità. Questo grande abbraccio, e io spererei che questo abbraccio, il calore di questo abbraccio che è a Lampedusa ma che è tutta sulla nostra isola soprattutto, lo continuiamo a sentire e direi perché no, lo continuiamo a dare e a ricevere, ognuno nel proprio mestiere. Voi siete giornalisti, chi ci ascolta ha i propri mestieri, noi sacerdoti nell'impegno missionario di annuncio dell'amore di Cristo. Grazie eccellenza, grazie anche a Michele Cucuzza, grazie alla regia e grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima.